arrivas. Gotta get you on your way, gotta let it go, no more left to say. Gotta get you in the deep where the water be, baby. Buongiorno Italia, la puntata di oggi volevo dedicarla a tutti i nostri amici animali che sono ancora con noi o comunque anche e soprattutto a quelli che non sono più con noi, perché nella puntata di oggi vorrei parlare della morte, o meglio ancora dell'interpretazione che abbiamo noi esseri umani della morte. Non voglio spiegare nulla, non voglio raccontare nulla, semplicemente faremo una passeggiata assieme all'interno di noi stessi, ossia nella mente umana. Questa puntata in particolar modo la volevo dedicare ad Ezio, che gli è appena mancata la Holly da pochi giorni. A Ezio non solo per il fatto che gli è mancata la Holly un paio di giorni fa, ma soprattutto per dei ragionamenti che io e Ezio avevamo fatto assieme. Chissà se Ezio se li ricorderà. Prima di procedere con il nostro ragionamento e la nostra abitudine di vita che avevamo costruito sulla base di questo ragionamento, vorrei chiedere a me stesso e a te, vorrei far chiedere alla nostra mente cos'è l'animale, cos'è l'attaccamento che noi abbiamo con l'animale. Può essere una sorta di abitudine intesa come il vedere un determinato soggetto tutti i giorni che fa determinate azioni, abitudine nel senso fare delle passeggiate, avere delle abitudini con lui, dei riti, e inevitabilmente ci chiediamo ma chi è quell'animale? Cos'è? Chi è? E questo lo vedremo magari dopo. Innanzitutto, sarei curioso di sapere, no, questo ragionamento che facevamo io e Ezio, no? Questo nostro modo di vivere i rapporti con le persone e con gli animali, che sostanzialmente sono la stessa identica cosa, e adesso capirai anche il perché. Una cosa che spesso ci dimentichiamo di tenere in considerazione è la mutabilità delle cose, degli eventi. Per quanto noi vorremmo che un nostro familiare, un nostro amico, un nostro animale duri per sempre, no? Che sia per sempre con noi, dobbiamo poi fare i conti con la realtà e scoprire che ciò è una sorta di favoletta che ci raccontiamo nella nostra mente, cioè creiamo un piano temporale inesistente, personale, perché nella nostra mente, siccome c'è questo forte desiderio di benessere generale, che in questo caso si rispecchia nel benessere di vivere e continuare a vivere una vita assieme alle persone care o agli animali, cosa chiede questa cosa? Chiede mantenimento, chiede continuazione. E cos'è la continuazione per noi, per la nostra mente? È tempo. Pertanto, mentendo a se stessa, no, la mente sullo scorrere del tempo, sull'inevitabilità delle cose, continua a crearsi questa situazione di eternità, dove noi vediamo come normale l'attimo presente passato con queste persone e con questi animali. Poi chiaramente quando arriverà il momento in cui dovremo separarci da questa nostra abitudine, da questa quotidianità, da questa normalità, la nostra mente si sentirà spiazzata, ferita. Quindi è certo giusto, è bello desiderare che i nostri parenti, i nostri amici, i nostri animali vivano per l'eternità, però essere consapevoli che così proprio non sarà ci porta a vivere meglio non solo il momento quando purtroppo inevitabilmente arriverà, ma anche l'attimo presente. Io mi ricorderò sempre, tutto questo è nato con un vecchio pitbull Rise che avevo preso in adozione. Era un cane sequestrato da una situazione non tanto felice, e questo cane poi era proprio preso con le bombe, aveva 8 anni, sembrava più in là che in qua. Gli ho detto in cuor mio: vieni a morire da me, no? Quella volta. E io veramente ce l'avevo stampato quel vieni a morire da me, nel senso che ero proprio convinto, cioè il cane qua non mi dura neanche un anno, ho detto vieni da me, muori felice, no? Ti faccio fare un po' di bella vita, passeggiate, eccetera eccetera. Con lo scorrere del tempo ho mantenuto, non volutamente ma automaticamente, ossia inconsciamente, questo ragionamento, questa linea, questa via che stavo percorrendo del pensare non mi durerà per sempre, no? E quindi, avendo sempre in testa il cane
passami il termine, sta per morire, cioè è vecchio, dura poco, eccetera, sei sempre lì col regalino in mano, no? Col regalino dietro alle spalle, perché gli fai fare molti più giri, vivi veramente diversamente il presente e pensi anche, insomma, al giorno vicino in cui tu ti dovrai separare da questa situazione di amicizia con l'animale e fai di tutto perché questa viva nel modo più bello possibile. Effettivamente così è stato, con Rise è stato così. Con CP, che si chiamerebbe Amy con là, è andata diversamente, però abbiamo percorso la stessa strada. No, non preoccuparti, il CP è ancora vivo, è qui con me. CP è arrivata da cucciola, anzi da cucciolissima. Chissà, la storia di CP sa che è arrivata praticamente per sbaglio, no? Però anche lì sì, mi ero affezionato molto a questo cane, come insomma anche agli altri, e quindi l'idea, no, che un giorno mi dovrò separare da questo cane, la vedo abbastanza come tragica, insomma, perché si è costruito molto con questo cane, cioè ci sono state molte avventure, molte interazioni fra me e lei, no? Che sostanzialmente è quella la vita, no? È quello il tempo della vita. E quindi anche col CP, nonostante la sua tenera età che aveva all'epoca, ho sempre pensato un giorno non ci sarà più, quindi vediamo di spostarci un attimo nel futuro. Quando sarà ora? Cosa succederà? Avrò dei sensi di colpa? Cioè l'avrò trascurata? Le avrò fatto mancare qualcosa? Potevamo fare più giri, più passeggiate, più gite? No, direi di no. CP ha fatto una vita di lusso proprio per questo motivo, insomma, hai capito? Anche perché, ma se guardi anche nelle semplici cose, anche quando non vivevo in camper, no? Che ero a casa, dici ok, vado a farmi un giro, vado, non so, a prendere le sigarette, vado a prendere una roba, che cacchio ne so io, e là se tu vivi con questo pensiero fai entrare il cane di più nella tua vita, quindi dici no, porto anche il CP, hai capito, anche se non serve, che aveva il suo giardino, la strada da fare era poca, eccetera, però vivi veramente molto di più la vita. Questa formula secondo me puoi riutilizzarla anche oltre che con altri esseri viventi, quindi parenti, amici, fidanzate, fidanzati, eccetera, eccetera, ma anche con tante altre situazioni. Il rendersi conto che una situazione, perché anche se qua stiamo parlando di esseri viventi, comunque sono una situazione, un qualcosa che sta accadendo, che stiamo percependo, no? Che stiamo vivendo. E quindi rendersi conto che tutto ciò avrà un termine, una fine, ce lo farà vivere in maniera decisamente diversa. Ciò non toglie che poi quando arriverà il momento, me l'ho testimoniato anche Ezio, per quanto si creda insomma di essere preparati, poi alla fine preparati e preparati non lo si è, e ci credo bene insomma, perché comunque come avevamo già parlato, per quanto tu puoi razionalizzare e proiettare tutta questa situazione, ma anche nel suo complesso, in tutta la linea temporale, no, che va dall'inizio alla fine, no, di questo rapporto animale e uomo, hai comunque creato un'abitudine. Perdere così un'abitudine è comunque uno shock. Quindi cos'è la morte? È solo una perdita dell'abitudine, di ciò che eravamo abituati a vedere e percepire, perché poi ti chiedi ma cos'è in questo caso il cane, l'animale, no? È un pensiero materializzato, ossia cos'è il suo ego, cos'è la sua personalità, ciò che lo fa muovere, lo fa pensare, gli fa avere un determinato comportamento, gli fa amare la pallina piuttosto che strapparti le ciabatte, cioè cos'è l'individualità delle persone, degli animali, di qualsiasi essere vivente? Cos'è quel soffio di vita, no? Capisci? Cos'è? Molti dicono quando ti muore un animale resterà nei tuoi pensieri, il tuo pensiero è eterno. Per carità, certo, senz'altro, ma allora qual è la differenza tra il pensiero che noi abbiamo di un animale, ma ti metto in mezzo anche le persone, perché ripeto, stiamo parlando di esseri viventi per quanto sia dedicata agli animali questa puntata, questa riflessione. Cos'è sto essere vivente? Ma pure noi, voglio dire, cos'è il pensiero, il motore che crea e fa girare questo pensiero dentro di noi? Cos'è che fa muovere questo corpo, questa bocca e quindi anche la coda del tuo amico, no? E le zampette? Cos'è che li fa muovere e che gli dà individualità? Perché poi pensi, ma allora questo pensiero, tralasciando l'individualità che può essere una forma, come può essere un fiore, un frutto o un ramo dello stesso albero, no? Non lo possiamo allora rivivere e rivedere più che rivivere, no? In tutte le cose, ma
soprattutto in questo caso gli esseri viventi, quindi in tutti gli animali e in tutti gli esseri viventi, perché io spesso penso, no, quando penso ai miei cani, ma comunque anche ai cani di altri amici, di altre persone che li vedo così belli, affettuosi, intelligenti, interattivi, no, più che intelligenti, forse per intelligenza intendevo quello, no, tutta questa loro bellezza, vuoi che non sia presente anche nei cani, quelli che vengono macellati a Yulin per la carne di cane, piuttosto che nelle mucche, nei maiali o anche nelle persone. Beh, poi qua sotto si arriveranno i misantropi che vengono fuori con la loro, no, che i cani sono infinitamente meglio delle persone, ma di quello ne abbiamo già parlato, non è assolutamente vero, intesa così radicalmente come la si vuole esporre. Può essere vero se si pensa sulla base di alcuni fatti, cioè paragoniamo un cagnolino a un serial killer o a un Hitler, allora grazie al cacchio che il cane è superiore all'essere umano, ossia l'essere cane è migliore, superiore all'essere umano. L'essere umano, ti ricordo, ha le potenzialità non sfruttate, ma le ha. L'animale purtroppo ce le ha molto limitate, cioè purtroppo è così, semplicemente, non è che bisogna sempre essere, no, in base alle nostre proiezioni, cioè non è che il giusto o sbagliato deve essere sempre un risultato rapportato alle nostre proiezioni, no. Ad un certo punto di questo video, non so quale perché varia da persona a persona, dentro di te ti sarei detto sicuramente non ci sto capendo niente, per quanto mi impegni ad ascoltare, per quanto possa interessarmi questo discorso. È normale perché non devi capirlo, ti ho detto dovevamo fare una passeggiata assieme dove io guardo una strada, tu guardi la strada e ognuno la interpreta, la passeggia, la vive con i propri occhi. Se c'è qualche punto che non ti è entrato dentro, cioè non tanto che l'hai capito a livello razionale, ma che proprio non l'hai vissuto come l'ho vissuto io, semplicemente riascoltalo, metti in pausa il video e poi chiudi gli occhi e parti da solo. Chiudi gli occhi non è una formula magica, è semplicemente un staccati, no, dalla strada dove sei abituato a camminare e prova a percorrere da solo questa strada qui, questo ragionamento, questa più che ragionamento, no, questa esplorazione, perché noi stiamo esplorando, non abbiamo le risposte, ma stiamo vivendo la situazione, ci stiamo entrando, stiamo analizzando noi stessi, che cos'è la morte, che cos'è l'attaccamento, che cos'è l'essere vivente, che cos'è la nostra interpretazione di tutto. Vedi, io ora sono qui con lei e penso quotidianamente anch'io a questa cosa, perché adesso CP insomma è vecchiotta, ha 12 anni, ma più che altro è un pitbull, no? Il pitbull, la vita media di un pitbull va dai 10 ai 12 anni. C'è stato un caso record in Italia di un pitbull che è arrivato a 18 anni e un semi record che era Rise, la mia cagnolina, quella che ho adottato, che lei era arrivata a 16, addirittura era arrivata a 16 in perfetta salute, poretta, lei proprio si era consumata, quindi è stata anche una morte particolare, un po' rara ai giorni nostri, no? Non mi ricordo neanche il nome di questa cosa, perché ha un termine scientifico questa cosa, no? Un qualcosa tipo che c'entra con le carcasse, con il deterioramento, con quelle cose lì. Praticamente niente, tu sei sano come un pesce sotto ogni aspetto, però devi morire perché è tardi, perché è ora, ok, perché sei troppo vecchio, e quindi niente, il corpo si consuma. Cioè c'era sto cane che poretto di cuore era perfetto, portavo sempre al veterinario di continuo, di cuore era perfetto, gli prendevo i patè, tutta la roba la roba migliore che potessi darle, eccetera eccetera, e il veterinario anche lei diceva cioè, non possiamo farci niente, cioè il cane è sanissimo e sta morendo, cioè cazzo, è un pitbull, è a 16 anni, ma dove vai? Quindi lei proprio si è spenta, consumandosi, era proprio un gruppetto di ossa che stava per miracolo in piedi, poi non stava più neanche in piedi, dovevo prenderla io in braccio per portarla a fare la pipì, e mi ricorderò sempre la gente che chiamava il veterinario, che c'è questo qua col cane che lo maltratta, eccetera eccetera, e il veterinario, almeno per fortuna era lo stesso veterinario, diceva no, guarda che lo conosco, è in cura da me, è un cane che cioè, è sano e non vuole saperne di morire, insomma. Cara Rice, di lei non rimpiango niente, a parte qualche sgridata che le ho dato ogni tanto, però quello sai è normale, un po' come i litigi con le persone, no? Quelle sono le cose che rimpiangi, ma se ci pensi insomma alla fine sono inevitabili, sono servite a costruire il rapporto e a migliorare quello che già c'era, perché in fondo anche tutto ciò che c'è di bello è creato anche in base al brutto, in base agli errori. Quindi
penso anch'io, no? Col mio CP qua, quando sarà l'ora, è chiaro, sarà comunque un colpo forte, per quanto comunque abbia vissuto, no, tutto il tempo che ci è stato dato a disposizione, perché io resto convinto, seppur non pratichi spesso questa cosa, che la vita sia la qualità del tempo, ossia sia ciò che noi facciamo. Ti faccio un esempio pratico e veloce, sempre parlando dei cani. Che senso ha che un cane duri 30 anni se tu, ovviamente è un esempio, quindi uso l'immaginazione, se tu, non so, ci passi mezz'ora al mese con questo cane, magari per fare una passeggiata, per andarti a prendere il giornale, dove tu sei concentrato sul giornale e su altre cose, cioè che senso ha? Non è forse stata più vissuta la vita di un cane che magari è durato 10 anni, faccio l'esempio, ma con il quale tu condividevi tantissime cose tutti i giorni, no? Quindi, perché noi abbiamo sempre, no, questo concetto del tempo, no, che ci accompagna, e in fondo anche le avventure, le emozioni, insomma, si appoggiano nel tempo, soprattutto quando parliamo al passato, no? Perché sai che quando la mente umana parla del passato, tipo ora che stiamo rievocando i ricordi, i pensieri, stiamo utilizzando il tempo, no? Il tempo psicologico. Quindi sì, se anche a te il cane o l'amico o il parente è vissuto in questa maniera, no? In fondo ha vissuto un bel spicchio di eternità. Eccolo! Oh, crazy, all of you, you understand, please for me. I love you like Fontaine del Mondo. Vai sigari! Crazy baby. Oh, yeah.